Riapre ai pazienti Covid la terapia intensiva del Cafoncello dopo 2 settimane in cui era Covid-free. Il ricoverato è un 71enne dichiaratamente Novax e con patologie. Purtroppo si rioccupano le terapie intensive con una persona del 1950, una persona che non si è vaccinata, ha dichiarato che anche è contraria alla vaccinazione. È un messaggio chiaro e preciso che dobbiamo dare a tutti, ecco, pregare tutti che si vaccinino, perché è dimostrato che con la vaccinazione non si va in ospedale, non si va in terapia intensiva. Quindi è un messaggio anche ai Novax. Ricoverata a malattie infettive invece una donna 85enne, anche lei non vaccinata, che avrebbe contratto il virus dalla figlia contraria alla vaccinazione. E anche le due persone non vaccinate che chiaramente hanno la figlia è a casa, eccetera, la madre è entrata in ospedale. Noi dobbiamo, appunto, continuo a ribadire, evitare che questo succeda, perché dobbiamo avere a cuore la nostra salute, ma anche la salute di chi ci sta vicino, dei nostri familiari, dei nostri amici, e l'unico modo per salvaguardare la salute di queste persone è vaccinarsi. 2 casi che segnano la ripresa dei ricoveri a fronte di un aumento dei contagi che porta l'indice di incidenza nella Marca a 27 casi su 100.000 abitanti. Contagiati che rientrano nelle fasce di giovani e giovanissimi, quasi tutti compresi tra i 12 e i 39 anni. Il picco dei contagi riguarda l'area Treviso Sud, complice il focolaio dei ragazzi reduci dalle 2 feste di Esolo e Treviso. Di qui l'appello a vaccinarsi, aperti 50.000 nuovi posti, e l'ULSS adotterà anche testimoni alla DOC per implementare la campagna informativa, e l'invito a fare il tampone ai Covid Point gratuitamente senza impegnativa. I dati sono in aumento, ma è normale, lo sappiamo che la variante Delta sta girando, dobbiamo avere tutti molta attenzione agli assembramenti, ci sono stati, ma è normale, abbiamo voluto tutti festeggiare gli europei, è chiaro che questo sia successo, però l'importante è che chi ha festeggiato poi vada a farsi il tampone, perché va a salvaguardare la salute anche degli altri. Infine, dalla statistica condotta su circa 200 positivi negli ultimi giorni emerge che circa 3/4 non sono stati vaccinati. La vaccinazione serve per, ovviamente, come abbiamo già detto, ad evitare l'entrata in ospedale, e abbiamo anche visto che non basta una dose solo. Chi è vaccinato con una seconda dose è coperto.